Nella prima fase della pandemia ricordiamo tutti le immagini dei supermercati presi d'assalto per fare scorte di generi alimentari e beni di prima necessità e poi la corsa a mascherine, guanti e gel igienizzanti diventati all'improvviso prodotti introvabili. Adesso invece in questa seconda ondata si assiste ad un comportamento completamente diverso. Le richieste dei cittadini infatti sono rivolte altrove, al potenziamento della rete e al collegamento alla fibra. In questo momento la clientela è molto preoccupata perché c'è il prospetto che vengano chiuse totalmente le scuole, per cui di dover fare didattica a distanza e a livello lavorativo lo smart working. Basti pensare che i tempi di intervento dei tecnici sono passati dai 7 giorni delle scorse settimane agli attuali 20 giorni. Le voci che si sono susseguite negli ultimi giorni sui contenuti del nuovo DPCM e i dubbi sulla collocazione del Veneto in una delle 3 fasce definite dal governo non hanno fatto altro che accrescere l'insicurezza nei cittadini, ora preoccupati che la rete di casa non regga il carico di lavoro in caso i figli seguano la didattica a distanza e uno o entrambi i genitori siano in smart working. Sono veramente molto preoccupati perché la richiesta di dati è enorme, perché a livello lavorativo i video sono molto pesanti, lavorativi e scolastici, hanno paura che la linea non funzioni.